Buonasera a tutti ragazzi, come ben sappiamo in queste ore e anche domani ci sarà la tempesta magnetica in corso, quindi in questi giorni diciamo qualcuno ha saltato un po' la linea, internet un po' con problemi, diciamo in effetti che qualcuno ha notato questo sbalzo ieri, oggi di internet, dei cellulari che non vanno bene, la linea cade. Diciamo che avevamo detto che c'era una tempesta magnetica in atto, quindi si presuppone che secondo noi sta dando un po' fastidio, ma non più di tanto. Anche se però gli esperti dicono che prima o poi, ciao Winnie, no, in effetti gli scienziati stanno dicendo semplicemente che prima o poi arriverà davvero una tempesta magnetica molto potente, quindi ci dobbiamo avere la consapevolezza e prepararci per quando capiterà. In effetti cercano di fare, diciamo, un po' da scudo a questa cosa che prima o poi succederà. In effetti questa cosa succede specialmente quando il Sole sta nella sua parte, diciamo, anche più debole, quindi non è detto che deve avvenire quando, diciamo, il Sole è molto forte, quindi anche adesso che non ci sono macchie solari e che il Sole è molto debole, ci può essere una forte tempesta magnetica in arrivo, quindi come il famoso terremoto che tutti quanti aspettano negli Stati Uniti, il Big One, così ci potrebbe essere il famoso Big One del Sole. Quindi dobbiamo, dicono, essere consapevoli che può succedere domani, come fra mesi, anni, dicono, quindi lo riporta anche il NOAA, in effetti proprio l'osservatore del Sole, quindi la casistica indica che in passato si sono verificate proprio nella fase ascendente del Sole, cioè quando il Sole, sì lo so, speriamo il più tardi possibile, indica proprio che si è verificato quando il Sole stava nel suo più, diciamo, letargo, chiamiamolo così, come ora in effetti, quindi non è detto che solo perché il Sole sta, diciamo, nella sua fase calante, non è detto che non avvenga una forte tempesta magnetica. Quindi non si tratta di o forza di più o forza di meno, può accadere in qualsiasi momento. Quindi dice non si tratta di fare catastrofismo, ma di essere consapevoli e diciamo, prepararci per un eventuale diciamo fatto proprio così. In effetti invitano tutti gli stati a provvedere, a vedere come cercare di riparare i satelliti e tutto quello che ci sarà da fare in un futuro. Quindi cercare di trovare una soluzione per fare tipo uno scudo davanti ai satelliti, in modo da non farli bruciare. In effetti la tempesta solare non è che ci farà morire a noi, alla fine distruggerà tutto quello che è elettronico. Ma come ben sapete ragazzi, qua oramai tutto funziona con l'elettricità, quindi si bloccherebbe davvero il mondo. Anche la semplice acqua pare una, diciamo, scemeria, dico in napoletano, ma anche l'acqua viene pompata tramite diciamo, dei sensori che sono ad energia elettrica, quindi tutto dipende dall'energia. Quindi andrebbero in tilt e tutto, anche portare l'acqua nelle case diventerebbe un problema. Quindi si fermerebbe, il mondo tornerebbe all'età della pietra quasi, quindi immaginate i frigoriferi che non funzionano più. Immaginate tutto questo che e poi ci vorrà tempo per ripristinare tutto, non è che oggi succede, che ne so, la tempesta magnetica e poi dopo una settimana già stiamo operativi, no, ci vorranno anni mentre riescono a riparare tutti i danni causati dalla tempesta, quindi faremo tipo i cavernicoli per 2 o 3 anni minimo, se non di più. Quindi invitano giustamente a provvedere come fare qualche cosa per fare in modo che una tempesta magnetica non possa influire, diciamo, sulla vita quotidiana. Quindi di inventare qualche cosa, cercano di parlare agli scienziati di provvedere di fare tipo qualche scudo, qualche cosa ai nostri satelliti. Quindi è questo che
questi qua stanno dicendo di fare, e quindi non è un rischio a livello europeo, è un rischio a livello mondiale. Quindi speriamo che, come hai detto tu, accada il più lontano possibile. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata e ci sentiamo con notizie, diciamo, sempre un po' particolari. Quindi speriamo che sta cosa che se deve succedere, speriamo che succeda fra 100-200 anni, che la tecnologia è più avanzata e quindi può mantenere questa cosa che potrebbe, diciamo, mettere in difficoltà a noi oggi. In effetti noi non abbiamo ancora sta tecnologia, quindi è meglio che succeda più in là. Ciao a tutti ragazzi e buona serata.